Un centinaio degli attivisti Notav sono rimasti accampati nel bosco Caldi dei ferrovieri nei pressi per presidiare l'area verde dopo lo sgombero forzato ieri dell'ingresso da parte delle forze dell'ordine. Non si aspettavano questa mattina però di vedere già arrivare un camion betoniera che ha posato in tempo record una colata di calcestruzzo come manto stradale lungo la via di accesso a quello che diventerà il cantiere. È un atto estremamente aggressivo, estremamente prepotente, secondo noi assolutamente non necessario rispetto ai lavori che sono riguardanti appunto il TAV, in quanto doveva essere solamente una strada di passaggio del cantiere, per cui basta semplicemente anche una terra battuta o un ghiaino. Questa cosa ci fa molto dolore, noi siamo qui ad osservare questa scena orribile, e continueremo a presidiare i boschi e non ci scoraggeremo. Il gruppo si era radunato già ieri in assemblea per coordinare le prossime mosse. Una trentina gli attivisti che sono stati portati via di peso dagli agenti dopo essersi incatenati ai cancello. Il bilancio della giornata è stato in realtà molto positivo da parte nostra, perché appunto abbiamo fatto una resistenza passiva e abbiamo fatto in modo che IRICAV 2, scortato dall'accelere, si bloccasse all'entrata del bosco. Eravamo più di un centinaio di attivisti che si sono appunto barricati dentro al bosco e l'hanno continuato a difendere. Alle ore 19 l'assemblea che era stata indetta, nonostante il maltempo, è stata molto partecipata. Sono arrivati anche altri cittadini solidali che hanno deciso di far parte di questo presidio permanente che continuerà a esserci fino a che servirà, insomma.